Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici. Sono qui per raccontarvi, per leggervi ancora un racconto. Il racconto di oggi lo prendo ancora dal libro Le mie fiabe africane di Nelson Mandela. In realtà questa è una fiaba che arriva dalla Malesia e si intitola La figlia del sultano. Il sultano Maometto aveva un unico figlio, Ali. Maometto era vecchio e sentiva che non sarebbe vissuto ancora a lungo. Così chiamò Ali e gli disse: Figlio mio, prima di morire voglio che tu dimostri di avere la saggezza e il coraggio necessari per essere il mio successore. Prendi questo denaro e il tuo cavallo e vattene in giro per il mondo. Ma non stare lontano per più di un anno, perché io sto invecchiando e prima di morire voglio rivederti. Ali aveva appena lasciato il paese di suo padre quando il cavallo si ammalò e in capo a qualche giorno morì. Ali dovette proseguire a piedi, ma non se ne curò. Girovagò per terre sconosciute e vide le bellezze del mondo che lo circondava, con le sue foreste, gli alberi e tutte le creature selvatiche, e ne fu felice, poiché era giovane e pieno di amore per la vita. Un pomeriggio il tempo volse al brutto e Ali andò a cercare riparo in una casa circondata dagli alberi. Quando giunse più vicino, vide che si trattava di una moschea, ma non c'era nessuno. Ali decise di trascorrere la notte lì perché il tempo era troppo inclemente per proseguire il viaggio. Durante la notte fu svegliato da una serie di colpi sordi, tanto forte da fargli tremare la terra sotto i piedi. Si alzò e cercò di capire cosa succedeva, ma era così buio che non riusciva a vedere nulla. I tonfi continuavano e di tanto in tanto sentiva bisbigliare delle persone nelle vicinanze. Quando giunse la luce, vide che due uomini stavano scavando il pavimento della moschea con dei picconi. Mentre li osservava, quelli estrassero uno scheletro da sotto il pavimento di mattonelle. Sacrilegio! Ali non riuscì a contenere la rabbia. Brandendo la spada, si precipitò verso di loro. Mettete fine a questo scempio, urlò, o vi mozzerò la testa. Quando i due profanatori di sepolcri si accorsero che era solo, si fecero spavaldi. Ma questo non è affar tuo, dissero. Io sono Ali, il figlio del sultano Maometto, e non permetterò un simile sacrilegio anche se mi trovo in terra straniera. Gli uomini gli si rivolsero più educatamente. Sarà pure un sacrilegio, ma noi ci stiamo solo vendicando di ciò che quest'uomo ci ha fatto. Ci doveva una grossa somma di denaro ed è morto prima di restituircela. E questo non vi sembra una punizione sufficiente? Credete forse che egli si senta in pace nel mondo degli spiriti quando ripensa a quel denaro? No, forse no, ma questo non ci ridà indietro il nostro denaro, disse burbero uno dei due uomini. Quel prestito ci ha reso poveri e ora lui deve essere punito. Prendendovi una simile rivincita, voi nuocete alle vostre anime, disse Ali. Ma ditemi, quanto vi doveva questo pover'uomo? 500 monete. Se io pago per lui, dovrete promettermi di riporre per bene le sue ossa nella tomba e di sigillarla nuovamente. I due uomini furono ben felici di accettare. Ma quando Ali
ebbe dato loro l'intera somma, nella borsa non gli restava più niente. Il giorno dopo Ali passeggiava nella campagna cantando a squarciagola. Il suo cavallo era morto, la sua borsa era vuota, ma il suo cuore era pieno, perché aveva fatto un favore al defunto. Mentre proseguiva il suo cammino, uno sconosciuto lo raggiunse alle spalle. Strano, pensò lì, mi sono appena voltato e sulla strada non c'era nessuno. Ma l'uomo aveva un volto simpatico e da lì piacque a prima vista. Buongiorno a te, disse lo sconosciuto. Buongiorno, rispose Ali. Posso unirmi a te? Chiese lo sconosciuto. Naturalmente. Dove sei diretto? In nessun posto in particolare. Mi chiamo Rajab e mi piacerebbe viaggiare con te per un po'. Camminarono insieme finché giunsero a una montagna nera come la pece. Guarda com'è nera la montagna, esclamò lì. Credi che verrà brutto tempo? No, disse Rajab. Quello è proprio il colore della montagna. È una strana montagna questa. Fa attenzione a non girovagare nei paraggi da solo. La chiamano la casa della strega. Mentre passavano accanto alla montagna, incontrarono una donna che portava un carico di legna. Quando giunse vicino a loro, inciampò su un sasso e si storse il ginocchio, col risultato che non poteva più camminare. Povera donna, disse Ali, cosa possiamo fare per aiutarla? Rajab si frugò in tasca. Ho proprio l'unguento che fa per lei. Lo strofinò sul ginocchio della donna e subito quella si sentì meglio. Cosa posso fare per esprimervi la mia gratitudine? Disse la donna. Non vi costerà nulla, disse Rajab, ma se vi fa piacere prenderò in cambio quelle 2 fronde di felce che state portando. La donna fu ben felice di dargli le felci. Poi si riprese il fascio di legna, salutò e se ne andò per la sua strada. Cosa ci vuoi fare con le felci? Chiese Ali. Potrebbero tornare utili, disse Rajab. Al tramonto giunsero a una locanda dove decisero di trascorrere la notte. Dopo cena stavano seduti all'ingresso della locanda a godersi l'aria fresca della montagna, quando giunse un fakiro che cominciò a intrattenere gli ospiti con i suoi trucchi di magia. Era un fakiro eccezionale, poiché riusciva a muovere i suoi burattini di legno senza usare alcun filo. Mentre gli ospiti stavano seduti a guardare, un cane si avventò su un burattino e gli strappò la testa dal corpo. Il mago era furioso, poiché non riusciva a riattaccare il pupazzo magico. Voleva colpire il cane con la spada, ma Rajab intervenne e disse: «Lasciate stare il cane, non capisce nulla. Ascoltate, io vi riattaccherò il pupazzo in modo tale che non solo riuscirà nuovamente a camminare, ma sarà anche capace di parlare». Rajab tirò fuori il suo barattolino con l'unguento, lo strofinò sul collo e sulla testa del burattino e li riattaccò. E in effetti il pupazzo cominciò a camminare e a parlare così tanto che perfino il fakiro ebbe un po' paura. «Cosa vi devo per questo?» chiese il fakiro a Rajab. «Non vi costerà nulla», disse Rajab, «ma se volete darmi quella spada sarò felice di prenderla». «Cosa ci vuoi fare con quella spada?» chiese Ali quando partirono al mattino dopo. «Potrebbe tornare utile», rispose Rajab. In lontananza comparvero i minareti di una grande città e Rajab
propose di visitarla. Non appena giunsero all'ingresso delle mura, Ali sentì nell'aria un canto cristallino. Guardò in alto e vide un uccello candido come la neve che si librava in aria sopra di loro. «Senti che bel canto ha quell'uccello», disse. «Sì, è un bell'uccello. Sta cantando un inno sacro», rispose Rajab. Quelle parole gli erano appena uscite di bocca quando l'uccello cadde morto ai loro piedi. Rajab prese la spada dal fodero, tagliò le ali dell'uccello e le infilò nella borsa. «Cosa ci vuoi fare con le ali dell'uccello?» chiese Ali. «Potrebbero tornare utili», rispose Rajab. Una folla variopinta si accalcava nel mercato e si inchinava a una bellissima giovane principessa che cavalcava tra la gente su uno stallone sauro. Tutti notavano la sua bellezza. «Chi è quella donna sul cavallo?» chiese Ali a uno dei passanti. «È la figlia del sultano. È la donna più bella del paese, ma anche la più crudele. Chiunque voglia sposarla deve prima risolvere un enigma che lei gli pone. Se non indovina la risposta, viene condannato a morte». «Mi piace la figlia del sultano», disse Ali a Rajab. «Sarà anche crudele, ma mi ha rubato il cuore. Domani andrò al palazzo per vedere se riesco a risolvere l'enigma». «D'accordo», disse Rajab, «ma allora andiamo a letto presto questa sera. La tua mente dovrà essere fresca se vuoi risolvere l'enigma della figlia del sultano». Prima di addormentarsi, Rajab spalmò un po' del suo unguento sulla fronte di Ali. «Ti farà dormire bene», disse. La testa di Ali aveva appena toccato il cuscino che subito si addormentò. Poco prima di mezzanotte, Rajab si alzò, si legò le ali dell'uccello sulle spalle, strinse nella mano destra i rametti di felce e volò via dalla finestra verso il palazzo del sultano, dove atterrò nel giardino e aspettò sotto un albero. Quando l'orologio suonò la mezzanotte, la figlia del sultano attraversò volando la sua finestra con delle ali d'oro. Volò dritta a una caverna nella casa della strega, senza accorgersi che Rajab volava dietro di lei. Mentre volavano, Rajab la colpiva con le felci, ma lei non si girò perché credeva che fossero gocce di pioggia che le cadevano sulle spalle. Alla porta della caverna, la figlia del sultano bussò e quella si aprì. La strega stava seduta davanti al fuoco e le creature più raccapriccianti le strisciavano intorno e addosso. «Qual è il tuo desiderio?» chiese la strega. «È passato tanto tempo da quando qualcuno ha provato a risolvere il mio enigma. Tutti vogliono venire a indovinare, ma hanno paura di morire. Ora so che non passerà molto, che qualcuno tornerà e io ho timore che la risposta al vecchio indovinello possa essere trapelata. Chissà, magari l'ho ripetuta nel sonno». «D'accordo», disse la strega. «Se viene qualcuno, dovrai chiedergli di indovinare a cosa stai pensando». «Va bene, ma a cosa starò pensando allora?» «Pensa ai tuoi guanti». Quando la figlia del sultano volò via, Rajab le stava alle costole e di nuovo la frustò con le felci.
Poi tornò a dormire accanto ad Ali finché non sorse il sole. Se la figlia del sultano ti chiede a cosa sta pensando, dille che sta pensando ai suoi guanti, disse Rajab ad Ali mentre si preparava per recarsi al palazzo. Quando la figlia del sultano vide com'era attraente il giovane che era giunto per risolvere il suo enigma, le piacque subito e quasi desiderò che rispondesse bene. Ma quando lo fece, saltò in piedi rabbiosa e disse: No, dovrai tornare e riprovarci, non potrai avermi tanto facilmente. Quella sera Rajab fece sprofondare di nuovo Ali nel sonno e a mezzanotte volò al palazzo. Questa volta frustò la figlia del sultano finché i segni non si videro sulle sue spalle, ma lei continuò a volare fino alla caverna. Com'è andata con l'indovinello? Chiese la strega. Hai indovinato. Davvero? Esclamò la strega. Sta attenta che quel giovane non diventi tuo marito. Dammi un enigma che lui non riuscirà a risolvere. La strega disse: Chiedigli di nuovo di indovinare a cosa stai pensando. E poi pensa alla corona d'oro che hai in testa. La figlia del sultano volò a casa in fretta, ma Rajab era proprio dietro di lei e la sferzava con le felci. La mattina dopo Rajab disse ad Ali: Se la figlia del sultano ti chiede a cosa stai pensando, tu dovrai rispondere che sta pensando alla corona d'oro che ha in testa. La figlia del sultano sedeva altezzosa su un trono accanto al padre. Questa volta, pensò, non riuscirà a indovinare, ma quando sentì la risposta esatta si arrabbiò molto. Dovrai ritornare, disse. Non può essere tanto facile. Le condizioni erano che dovessi indovinare solo una volta, disse Ali, ma poiché non voglio contrariarti, mia cara figlia del sultano, tornerò un'altra volta. Quella notte Rajab seguì ancora una volta la figlia del sultano e la frustò finché la schiena non le sanguinò e quasi non riusciva più a volare. Ora devi darmi un enigma che nessuno sulla terra è in grado di risolvere, disse alla strega. D'accordo, rispose la strega, pensa alla mia testa, non potrà mai indovinare. La figlia del sultano volò via e una volta nella sua stanza crollò, tanto l'aveva fustigata Rajab con le sue felci. Non volerò mai più da quella creatura, disse lei, e fece a pezzi le ali d'oro. Ma Rajab tornò indietro alla casa della strega e bussò alla porta della caverna. Entra! Urlò la strega dall'interno, ma poiché non veniva nessuno, sporse la testa fuori dalla caverna. Rajab era lì pronto. Con un colpo di spada le mozzò la testa e la chiuse nella borsa. Poi volò via e andò a dormire accanto ad Ali. Porta con te la mia borsa, disse ad Ali al mattino dopo. Quando la figlia del sultano ti chiede a cosa stai pensando, tira fuori quello che trovi nella borsa e mostraglielo. Quella mattina la figlia del sultano sedeva inquieta accanto al padre. Le spalle le dolevano tanto ed era stanca di tutti quegli indovinelli. A cosa sto pensando? Chiese la figlia del sultano ad Ali. Ali non disse nulla. Il boia sollevò l'ascia e guardò la figlia del sultano. Ma prima che lei potesse dargli il segnale di tagliare la testa ad Ali tirò fuori dalla borsa la testa della strega e gliela mostrò. Con un grido di gioia, la figlia del sultano gli cadde tra le braccia.
Ora non dovrai più sciogliere gli enigmi, voglio sposarti. Grande fu la gioia del sultano e dei suoi sudditi e subito fu fissata la data delle nozze. Ma quando Ali chiese a Rajab di fargli da testimone, lui sorrise e scosse la testa. Quando andrai a vivere con la figlia del sultano a palazzo, io sarò lontano a casa mia, disse. Ora che ho saldato il mio debito, puoi anche sapere chi sono. Ma allora chi sei e di quale debito parli? Chiese Ali stupito. Sono lo spirito dell'uomo le cui ossa tu hai protetto dalla profanazione. Addio, amico mio, non posso restare con te più a lungo. Prima che Ali riuscisse a dire una parola, Rajab era svanito. Poi Ali fece ritorno dal padre e gli raccontò tutto ciò che era successo. Il sultano Maometto tornò con lui nella terra della figlia del sultano e prese parte al matrimonio. Poi cedette il trono ad Ali ed ebbe una morte tranquilla. Bene, spero che vi sia piaciuta questa favola un po' strana. Auguro a tutti di passare una bella giornata. Vi abbraccio forte e a presto. Grazie.